ovviamente un pomeriggio di sport e contemporaneamente una grande festa provinciale, quello che si è svolto sabato 16 aprile scorso a Roncade e che ha dato vita alla prima festa provinciale dello sport dell'Unione Sportiva Acli. Atletica leggera, arti marziali, calcio, bocce, varie discipline di danza, centinaia gli atleti impegnati a dimostrazione delle molte realtà seguite e promosse da US Acli Treviso. Cause you're only a man and a man's gotta learn to take it. Try to believe though the going gets rough that you're gonna hang tough to make it. History repeats itself, try and you succeed. Never doubt that you're the one and you can have your dreams. You're the best around. Nothing's gonna ever keep you down. You're the best around. Nothing's gonna ever keep you down. You're the best. Presidente, siamo arrivati al traguardo della prima festa provinciale US Acli Treviso, insomma una bella soddisfazione. È una bella soddisfazione perché abbiamo una cinquantina di società sportive affiliate e con circa 4.500 iscritti, quindi è una buona realtà. Oggi è la prima volta e quindi bisogna continuare per organizzarsi meglio. Comunque è ben riuscita, ma soprattutto è riuscito l'incontro di calcio che rientrava in un progetto Cittadini attraverso lo sport, un progetto di carattere nazionale che noi abbiamo aderito e quindi ne abbiamo chiamate l'Europa Mediterranea, che quindi erano una squadra di calcio del luogo, l'Europa dell'Est, che erano rumeni, e l'Africa. Quindi chi ha vinto? Sono battuto. Ha vinto l'Europa Mediterranea, quindi probabilmente ha giocato in casa. Secondo sono arrivati gli africani e terzo l'Europa dell'Est. E come avete appena sentito, durante la manifestazione c'è stato proprio lo spazio dedicato al progetto nazionale Cittadini attraverso lo sport, nato dalla convinzione che la pratica sportiva è uno strumento efficace per avvicinare tra loro persone di estrazione, provenienza e religione diversa, un'opportunità educativa e con un chiaro messaggio di integrazione sociale e interetnica che US Acli Treviso non si è fatta sfuggire proprio con il triangolare di calcio multietnico. A livello regionale l'Unione Sportiva Acli punta ad allargare sempre più il coinvolgimento delle società sportive, ad oggi circa 600 con più di 45.000 tesserati. Sì, infatti i primi anni avevamo le cosiddette Acli Sport e si era iniziato con quelle attività sportive tipiche dei circoli del dopoguerra vicino alle parrocchie, con quelle attività che potevano essere le bocce, come la corsa campestre, l'atletica. E dopo un po' di anni è stato necessario proprio creare un settore specifico apposta ed è nata l'Unione Sportiva Acli, che ha ormai festeggiato 3 anni fa i suoi 50 anni di storia e quindi anche noi siamo avviati in questo percorso comune.